Oltre 1000 tamponi molecolari per arginare la diffusione della variante Delta e contenere i vari cluster attivi nella provincia di Padova. Screening non solo sui contatti stretti ma a tappeto, così ha deciso l'USL 6 Euganea, che intende contenere al massimo questa variante che preoccupa. Il cluster di Isola Verde del campus di rugby è fermo a 6 bambini e 2 membri dello staff e un contatto. Quelli dei centri estivi di Padova Nuoto e di San Paolo sono fermi a 6, ovvero i 2 nuclei familiari legati alla paziente 49enne attualmente ricoverata in terapia intensiva. La variante brasiliana, presente invece in un condominio di bengalesi dell'Arcella, ha contagiato in tutto 19 persone. Di fatto però, guardando i dati delle settimane scorse, noi continuiamo ad avere una media di 15, massimo 20 casi al giorno. Mi spiego meglio. Rispetto a un mese fa, insomma, la situazione, la numerosità è la stessa, non è che è aumentato. Cos'è che è cambiato? È cambiato il fatto che siamo riusciti più velocemente rispetto al passato di sequenziare e vedere che tipo di variante ci interessava in questi casi. Poi ci sono i cluster legati ai viaggiatori di rientro dall'estero, 3 lavoratori di una ditta di San Giorgio in Bosco, tornati dall'Uzbekistan, e un'animatrice di un centro estivo di Tagì, rientrata invece dalla Spagna. Al vaglio dell'USL anche un caso di un ottantenne ritornato da Santo Domingo. L'uomo sembra si sia vaccinato con un vaccino non riconosciuto dall'Unione Europea. Per i viaggiatori di ritorno dall'estero, l'USL ricorda che c'è l'obbligo di comunicazione. C'è un obbligo per legge che tutti quelli che rientrano hanno l'obbligo di segnalazione. Al confine c'è una piattaforma che comunque tutte le istruzioni sono sul nostro sito dell'azienda, basta trovarle, ma tutti hanno l'obbligo di segnalare e tutti hanno l'obbligo anche di segnalarlo al Dipartimento di Prevenzione, proprio perché se capita qualche caso noi siamo in grado di capire e di tracciare dove sono stati. L'USL 6 invita a vaccinarsi, l'unica arma per contrastare il virus, ancora 7.900 i posti disponibili.